Amici sportivi e tifosi del Matera, una buona serata. Ha inizio questa sera la prima puntata di Radio Tifo dalla sede del Matera Club di via Annunziatella di Saverio Columella. Quindi iniziamo la prima trasmissione per quanto riguarda quest'anno, l'anno calcistico 2014-2015. Con me in studio alla mia sinistra Michele Cinnella, alla mia destra Roberto Chito, noto giornalista del quotidiano della Basilicata. Bene, allora iniziamo. Io naturalmente inizio questa prima puntata ricordando l'amico di sempre che non c'è più, Renato Carpentier, a cui ecco, è un mio dovere ricordarlo perché insieme abbiamo fatto tante battaglie come radiocronache e telecronache insieme negli anni 70, quindi perché adesso si usano i commentatori tecnici, ma noi lo facevamo già ai tempi non sospetti, quindi un ricordo caloroso va all'amico Renato Carpentieri e quindi passo la parola a Michele Cinnella. Buonasera, sono Michele, mi preme aggiungere a quanto ha detto l'amico Mimmo che il suo ricordo è esteso per quanto riguarda l'intero club a Renato Carpentier. Poi passiamo ormai siamo nel vivo del calciomercato e vediamo che il Benevento è la squadra che fino a questo momento risulta la più attiva sul mercato, con ben 5 colpi di rilievo, con giocatori di categoria. I giocatori che ha già acquistato e si stanno accingendo a scendere nel ritiro il Benevento sono Fuser, Marotta come attaccanti, poi abbiamo De Falco, un centrocampista di categoria superiore, mentre per la difesa c'è Lucioni e Scognamiglio. A ruota segue il Lecce che dopo aver fatto di nuovo il rinnovo del contratto per Miccoli si è rinforzato in attacco con Della Rocca, un giocatore prelevato dalla Cremonese. Poi per quanto riguarda il resto della squadra il Lecce ha riconfermato il 90% di quello che aveva l'anno scorso. Invece per quanto riguarda la Salernitana mi sembra una delle società al palo perché come acquisti ha solo preso Castiglia, mentre la Juve Stabia ha preso Contessa, è un terzino, il Foggia Gigliotti, un attaccante, la Casertana Carrus, un centrocampista. E tutto il resto, questi sono i colpi più importanti perché molte società si stanno rinforzando alla chetichella, nel senso che probabilmente prendono i giocatori però non fanno firmare il contratto oppure non riescono a firmare il contratto perché i procuratori chiedono la luna in questo momento del calciomercato. Per quanto riguarda le sorti del Matera, preferisco lasciare la parola a Roberto, che lui è molto più addentrato per quanto riguarda le sorti del Matera. Sì, buonasera a tutti. Allora, appunto sul calciomercato biancazzurro per il momento ci sono solamente due ufficialità, il difensore Rocco D'Aiello e l'esterno d'attacco Gianluca Turchetta. Invece hanno rinnovato il contratto con la società biancazzurra il centrocampista Iannini, il portiere Bifulco, il difensore De Franco e l'altro esterno d'attacco Pagliarini. La società biancazzurra in queste ore sta cercando di chiudere delle trattative di mercato importanti, visto che il ritiro inizialmente fissato per sabato scorso è slittato a mercoledì, quindi il patron Columella in queste ore sta cercando di chiudere delle trattative molto importanti. Andiamo alla notizia del giorno, che è l'interessamento del Matera per l'esterno d'attacco Schetter. Alcuni siti campani danno una trattativa già perfetta, però dalla società biancazzurra non emergono ancora ufficialità, in quanto il patron Columella da un po' di giorni preferisce il silenzio all'ufficialità, non abbiamo più sue notizie. Speriamo che nelle prossime ore
potremmo risentirlo nuovamente. Infatti dicevo di questa trattativa con l'esterno d'attacco Schetter, un esterno molto esperto, ha giocato negli ultimi anni in prima divisione, è cresciuto nel settore giovanile della Bacchi Pagliese, poi è andato in molte squadre campane fino ad arrivare alla Cavese, dove ha militato per 10 anni, poi un'avventura al Messina. Quest'anno ha cominciato con l'Ischia, poi è andato al Gubbio, ha giocato anche con mister Auteri in quel di Nocera inferiore. Per il resto la trattativa più importante riguarda il portiere Iacobucci, perché il Matera nei saloni della Hotel Executive di Milano ha stretto un'amicizia col Parma, che ha portato infatti alla firma del giovane centrocampista Gianluca Turchetta, e potrebbe portare anche all'altra firma dell'altro esterno Gianluca Lapadula, e nelle ultime ore c'è questo interessamento del portiere Iacobucci, sul quale c'è anche la Cremonese e altre due società di Lega Pro, però il Parma vuole una società che faccia giocare il proprio portiere titolare per buona parte del campionato. Invece queste due società non hanno dato questa garanzia al club ducalo. Poi abbiamo anche due centrocampisti come Lauro e Bassoli, molto esperti. Il primo, Lauro, ha giocato nella Ternana molti anni fa, invece Bassoli quest'anno lo ricordiamo nel Sud Tirol. A centrocampo c'è sempre la trattativa viva per Pedersoli, centrocampista che i biancazzurri stanno trattando insieme a Cosenza. Matera nettamente più avanti rispetto alla compagine calabrese. Invece è sempre vivo le trattative che riguardano gli altri due centrocampisti, Capellupo e Del Vecchio. Invece negli ultimi minuti, all'inizio degli ultimi minuti, sembra essere sfumato Meduri, che dovrebbe andare appunto al Savoia, quasi fatta per il centrocampista al Savoia. Invece per quanto riguarda l'attacco, ho detto Schetter prima, una trattativa molto avviata, alcuni siti campani l'hanno già per fatta, vedremo nelle prossime ore. L'altro esterno è Calombò, in primavera del Lecce, che è partito in ritiro con la squadra giallorossa, vedremo cosa succederà nelle prossime ore. C'è sempre vivo l'interesse per Catania e anche Negro, sono due esterni che mister Auteri ha avuto in quel di Nocera. Il Matera cerca ancora una prima punta, tanti sono i nomi che stanno circolando in queste ore, però ancora non abbiamo Matera non ha ancora individuato l'attaccante che potrebbe fare al caso della squadra biancazzurra, quindi nelle prossime ore, magari domani, che è il giorno della vigilia del calcio del ritiro, vedremo cosa succederà. Il ritiro naturalmente si farà a Castel di Sangro. Sì, al Fedene, che è dista 7-8 km da Castel di Sangro, quindi la scuola si ritroverà direttamente lì mercoledì, e speriamo che non slitti nuovamente la data per preparare questa nuova stagione. Proprio oggi il mister Auteri ha detto partiremo sicuramente incompleti, poi ci completeremo con il corso del tempo, vediamo cosa succede, però le scelte sono mirate con la società. Ma tu pensi che queste mosse che il patron Columella sta facendo, non far sapere ai tifosi, a tutta la città, gli acquisti, perché vuole coprirsi, visto che ha in mente giocatori di classe, quindi anche perché ho sentito parlare molto di Michele, quindi non si sa mai, può anche darsi che lui avrà in riserva questa carta. Sì, di Michele è una trattativa che una settimana fa hanno fatto trapelare i colleghi di Sport Italia dal lato Hotel Executive di Milano, dove si trovava il patron Columella da mercoledì scorso, dove ha chiuso queste due trattative. Vediamo, sperando che Columella possa veramente fare questo regalo ai tifosi biancazzurri, lo sperano tutti, perché a Matera c'è qualcuno che è un pochettino preoccupato da questo silenzio che ormai dura da 5-6 giorni, il ritiro che è slittato magari ha fatto preoccupare un po' i tifosi biancazzurri, però speriamo che ci possa sorprendere con un colpo a sorpresa che siamo abituati ormai conoscendo. Penso che ha tutto da poter dare dei grossi acquisti a questa città, anche perché inizialmente è stato fatto un bel colpo, quindi mister Auteri penso che è un allenatore di categoria, un allenatore in gamba che ha iniziato l'anno scorso con il Latina, quindi anche se è stato un po' sfortunato che poi è stato esonerato, però penso che i giocatori che
mister Auteri ha fatto acquistare, sono andati avanti fino a fare i playoff, quindi diciamo sì, che molti giocatori non sono di buon auspicio questo, già come il primo colpo dell'allenatore, quindi penso che ci sono tutti i presupposti per poter fare una rosa abbastanza forte da poter competere in questa C unica di quest'anno. Si tratta di un grandissimo colpo quello dell'allenatore. Gaetano Auteri non è l'ultimo arrivato assolutamente in una categoria così importante. È uno dei migliori allenatori. Infatti, un tecnico che ha rifiutato la Casertana, la Regina, la Salernitana, la Cremonese, molte squadre del nord per venire a Matera, quindi penso che ha avuto delle garanzie. Speriamo che si possa chiudere delle trattative importanti e poter partire con una buona rosa di giocatori e cominciare a preparare questa stagione, avere questo è diciamo che tutte le squadre sono nella stessa situazione del Matera, perché molte società che sono già partite in ritiro sono partiti con 10 under, tutti della Beretta, della squadra giovanile. Tutte le squadre, compreso addirittura la Salernitana, ci avrà in contratto 7-8 giocatori, quindi secondo me non è da preoccuparsi. Il motivo che il Presidente non sta dando notizie è perché probabilmente stanno trovando delle difficoltà in questo mercato, perché essendo una matricola non è semplice entrare nei meccanismi del calciomercato professionistico, quindi probabilmente ci sono delle difficoltà e il Presidente non si vuole sbilanciare e non dà notizie, più che dare notizie false non le dà proprio, però secondo me dovremmo stare tutti tranquilli che il Presidente ci farà una squadra competitiva. Non lo so, Mimmo, in chiusura volevo ricordare a tutti i tifosi materani che noi come Calcio Materano siamo ritornati nella terza serie, nella Serie C, dopo 21 anni. Nel 93-94, allora l'allenatore era Di Benedetto, invece il presidente era Scalera. Chiudemmo quel campionato al 13° posto. Quest'anno dove facciamo il ritiro a Castel di Sangro. 21 anni fa, sai dove facciamo il ritiro? A Minervino Murge. La C1 di allora incominciamo a Minervino Murge, andavamo con i motorini a vedere la preparazione del mattino. Qualche colpo veloce, allora la Salernitana in vistosa difficoltà per il mercato, è sfumato anche Morrone dopo il difensore Scognamiglio, sta trattando il centrocampista Troiano, l'attaccante Sporzini, anche Cutolo, un altro attaccante, dovrebbe tornare a breve il difensore Altobello, mentre su Bjelanovic c'è il duello tra Casertana e Messina. Bene, quindi siamo alla conclusione, quindi voglio ricordarvi che questa è la prima puntata di Radio Tifo qui dalla sede del Matera Club Saverio Columella in via Annunziatella a Matera, quindi saremo insieme a voi ogni lunedì, mercoledì e venerdì, se non vado errato, vero Michele? Esatto. Quindi ci saranno queste, ecco, proprio per aggiornarvi e per far sapere a tutti i tifosi, a tutti gli sportivi materani e di tutto il mondo, perché noi andremo andremo anche a Castel di Sangro per far vedere qualche allenamento del Matera, andremo anche a Castel di Sangro a fare delle riprese. Salutiamo tutti, una buona serata a tutti i tifosi del Matera e naturalmente Forza Matera. Quindi grazie a Roberto Chito, giornalista del quotidiano della Basilicata, a Michele Cinnella e naturalmente da Mimmo Cinnella a risentirci e arrivederci a mercoledì prossimo. Buona serata.